Siamo alla presentazione della Ruker e ci sorprendiamo, ma con te ci eravamo già sorpresi del pubblico che era alla amichevole abbondante. Qui alla presentazione, bene così, perché insomma c'è segno che, come avevi anche detto tu, vi seguono. Bene, benissimo, siamo molto contenti, sono molto contento io in prima persona e credo che lo sia ovviamente anche il club e la proprietà. Io credo che questo è un percorso, per quanto mi riguarda, che è iniziato l'estate scorsa e ho visto proprio l'amore, l'affezionarsi verso questa squadra e questi colori giorno per giorno, e quindi ne vado orgoglioso. Al tempo stesso chiaramente ci sentiamo molto responsabili di quello che poi andremo a trasmettere a loro, più che un canestro, no? o una palla recuperata. Daniele, ho sentito i tuoi commenti con il collega Pizziolo sulle varie amichevoli che avete disputato. Adesso basta con le amichevoli, qua si comincia a fare sul serio con Montecatini. Sì, affrontiamo subito, abbiamo già una bella gatta da pelare, con il massimo rispetto, perché gli avversari vanno sempre rispettati. Sicuramente è una delle squadre che quelli bravi danno tra le iperfavorite. Noi quello che vogliamo dimostrare già da dopodomani è di essere in grado di competere per le prime posizioni, per cui anche con Montecatini. Credo che giorno per giorno stiamo facendo dei passi in avanti. È chiaro che abbiamo cambiato molto, quindi un pochettino di pazienza su alcune situazioni ci vorrà, anche per le caratteristiche magari del roster che abbiamo messo in piedi durante l'estate, però ecco, guardiamo con positività a quello che succederà. Tra i bravi chi ci metti allora, oltre Montecatini? Beh, direi che le due di Montecatini sicuramente in questo momento sembrano avere qualcosina in più, però io dico che se l'anno scorso, onestamente, perché poi è stato dimostrato dai fatti, il girone B aveva qualcosa in più, ad oggi siamo in un girone dell'inferno, ma bisogna essere pronti a giocare qualsiasi partita. Quindi adesso ti ho detto le due Montecatini, ma in realtà secondo me qualsiasi squadra è un girone veramente tanto equilibrato, e soprattutto negli ultimi, ti direi nelle ultime 3 stagioni, il livello anno dopo anno si è alzato in maniera esponenziale, veramente, sia a livello di giocatori, di roster, si vede chiaramente anche a livello di quello che i club investono nelle strutture, per cui di nuovo dobbiamo essere fieri anche e carichi, perché giochiamo a un livello veramente alto.